Bisogna partire da un punto: i giornalisti non possiedono mai la verità, nessuno ha la verità assoluta. Quello che si può fare però è avere un atteggiamento di attenzione alla verità, cercarla, ricercarla, tenerla come punto di riferimento. Ma perché questo? Perché nell'enorme volume di comunicazioni che passano oggi dobbiamo essere capaci di orientarci. Quindi giornalisti e utenti, cittadini, persone normali, tutte insieme abbiamo bisogno, di strumenti che ci aiutino anche a vivere la democrazia, a prendere delle scelte, e quindi è un lavoro di collaborazione continua, di cura continua. Noi giornalisti, per motivi di tempi e di spazi, siamo chiamati a fare una selezione delle informazioni e non possiamo raccontare tutto quello che c'è dietro, ad esempio una storia, un fatto. Quali sono i rischi però in questa procedura di oscurare la verità? I rischi sono sempre enormi, che venga trascurato qualcosa, soprattutto quando si fanno delle sintesi estreme, ma anche quando non si fanno le verifiche accurate e necessarie. Il punto qual è? Il punto sarebbe quello, appunto, in una società multimediale noi ci occupiamo molto anche di futuro. Per esempio nei siti è possibile aggiungere dei link, fornire anche delle opportunità alle persone se vogliono avere ulteriori elementi di informazione. Insomma, bisognerebbe concepire il lavoro giornalistico, quello in qualche modo che voglia essere utile alla crescita della comunità, come una porta d'accesso. Poi ognuno può continuare a documentarsi, a raccogliere elementi. La sintesi è un grande problema, ma lo è soprattutto la sintesi improvvisata, fatta male, che non aggiunge nulla alla conoscenza delle persone.